Forza Italia Veneto pronta a battersi per l'abrogazione della riforma della giustizia del ministro Bonafede, che prevede lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. È una lesione veramente dei diritti dei cittadini, perché abolire la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, come propone la riforma Bonafede, obiettivamente rischia di tenere sotto processo delle persone in un modo secondo noi ingiusto. Inviterei il governo a concentrarsi su questi problemi, sulla sicurezza, sulla certezza della pena e sul sveltire i processi. Questo tipo di riforma non fa niente di tutto questo. Da Padova gli onorevoli azzurri spiegano le ragioni della loro battaglia, che dalle aule parlamentari si potrebbe spostare nel territorio con la richiesta di un referendum presentato da 5 regioni o addirittura popolare attraverso la raccolta firme. Il nostro impegno è quello di condurre una battaglia non solo nelle aule parlamentari, ma anche a contatto soprattutto con l'avvocatura, con le camere penali che si stanno battendo molto su questa materia con delle manifestazioni anche nazionali. Insieme ai parlamentari anche esperti di diritto che sono contrari alla riforma. Abolire la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, spiegano, distoglie l'attenzione dal vero problema della giustizia italiana, quello dei tempi dei processi. Una cosa assolutamente inutile e sicuramente sposta l'attenzione da quello che dovrebbe essere il problema principale, non chiedersi perché tanti reati vanno in prescrizione, ma chiedersi perché lo Stato non riesce nei tempi che oggi come oggi vanno da 7 anni e mezzo a 60 anni, non riesca a fare un processo.